capito proprio bene, però perché siete qui oggi? Facciamo arrivare, come state intanto? L'avete già ascoltato il disco? Sì! Comprato il primo giorno, ecco, tirateli su, fatemeli vedere. Voi tutti col disco siete? Cioè vuol dire che lui dovrà firmarli uno per uno dopo. Siete qui per quello. Allora, preferite averlo lì, fargli firmare dischi o sentire un po' di canzoni qui dal vivo? Tutte e due? Non ci facciamo mancare. Facciamo anche due chiacchiere magari con lui. Ciao Luca, io avevo qualche dubbio perché non capivo bene cosa fossero venuti loro. Poi mi hanno chiarito le idee, vero? Perché se... Allora, no, scusate, prima dunque così, Luca, adesso arriva Mute. No, dicevo. Come state? Guarda, hanno tutti il disco, comprato il primo giorno, lo sapete già a memoria? Sì? Quindi canterete insieme a lui? Che effetto fa? Un bel effetto, sono emozionato, molto emozionato. Una bella soddisfazione, dai. Bella soddisfazione. Vi è piaciuto il disco? Il pezzo che mi piace di più? Uno per volta, te? Di me. Mi sa che tanti di me, mi sa, guarda, qui c'è anche la casa discografica, mi sa che bisogna. Quale sarà il prossimo singolo? Non si sa. Non si sa, credo potrebbe essere un suggerimento. Però vedi, esatto, si accettano suggerimenti. Senti Luca, tu sei contento? Un disco bellissimo. Terzo disco, lo ricordiamo, terzo disco. E non so se siete d'accordo con me, ma in questi 3 dischi c'è stata proprio una crescita. Qualcuno l'ha chiamato il disco della maturità, questo. Grazie. Quindi mi sono diplomato 2 volte. Ti sei diplomato, esatto, ti sei diplomato 2 volte. No, perché è cresciuto. Tu come ti senti? Ti senti un po' cambiato come approccio? Mi sento sì, considerando che sono passati ormai quasi 2 anni dall'uscita. Tu tra l'altro 3 dischi in un anno e mezzo. In un anno e mezzo. Quindi in 2 anni di serate, di interviste, di ospitate, è ovvio che si cresce. Quindi se si percepisce la maturità nel disco significa che in qualcosa di emotivo, di una crescita emotiva è venuta fuori. Tra l'altro ti sei confrontato con la scrittura, con gli arrangiamenti, sì. Perché insomma in alcuni pezzi hai fatto quasi tutto da solo. Ho partecipato, diciamo, ho collaborato un po' di più. Hai collaborato un po' di più. C'è uno in particolare nel quale hai fatto l'arrangiamento, l'hai fatto, mi sa, quasi tutto da solo, sì, no? Che non sono più lo stesso. L'abbiamo scritto insieme a Mario. Esatto. Allora, vi piace Non sono più lo stesso? Molto? Quello è uno dei pezzi forti, secondo me. Potrebbe essere un altro singolo. Potrebbe essere un altro singolo, infatti. E quello è un po' una dichiarazione, nel senso tu hai deciso di mettere... Preferisco sorridere, guardarsi allo specchio, guardarsi dentro, non sono più lo stesso, non sono più lo stesso. Secondo voi è ancora lo stesso Luca o è cambiato in questi 2 anni? Più bravo, più bello. Addirittura, quindi sono anche migliorato fisicamente. Questi 2 anni mi hanno fatto questi 2 anni lo vedi? Tu ti senti cambiato invece in qualcosa? No, io nel pezzo non sono più lo stesso, specifico che non sono cambiato io ma le cose intorno. Quindi che fanno sì poi che io sia cambiato, che sia modificato. Sai cos'è che spesso qualcuno si fa cambiare appunto dal mondo esterno, no? Bisogna avere una solidità particolare per rimanere comunque gli stessi nonostante tutto intorno a noi cambi ed è bello che tu ce l'abbia questa. Ti ringrazio. Quindi diamo per assodato che ce l'abbia. Beh, il fatto stesso che tu prenda consapevolezza e che tu abbia comunque la forza di dire una cosa del genere ci fa capire che evidentemente ce l'hai. Grazie. Siete d'accordo con me? Sì! Oh, allora, devo dire che poi Luca ha dalla sua un pezzo da 90, sì. No, nella scrittura. Allora abbiamo detto gli arrangiamenti, ricordiamo Nicola Fragile, anche il produttore che poi ti ha seguito in... curato gli arrangiamenti e prodotto il disco. Per quanto riguarda la scrittura, sì. C'è una signorina che voi conoscete molto bene, ma quanto è brava Federica Gamba! E la vogliamo qui con noi?
stai? Da te Federica, guardate che bel palco qui. Allora io ho una proposta da farvi. Li vogliamo sentire e poi continuiamo a chiacchierare? Siete d'accordo con me? Allora, vedendoli così, sicuri? Vedendoli così insieme, che pezzo vi viene in mente? E allora mi sa che vi tocca. Mi sa di sì. Mi sa di sì. Luca Napolitano, Federica Gamba!